Nel prossimo servizio vi sveleremo alcuni segreti delle antiche imbarcazioni veneziane che il maestro Gilberto Penzo ormai da molti anni studia e riproduce fedelmente. Vediamo. Si chiama Gilberto Penzo ed è l'unico filologo di imbarcazioni veneziane. Il suo è un mestiere assai prezioso per il patrimonio storico-etnografico della nostra cultura. Egli riproduce in scala le decine di imbarcazioni lagunari che un tempo popolavano i litorali dell'Adriatico. Ne studia i frammenti proprio come un vero e proprio archeologo, realizzando disegni e misurazioni, nel tentativo di ricostruire delle barche che si perdano nella memoria di pochi. Il maestro è anche membro dell'associazione Arzanà, che dopo aver introdotto innovazioni nel corteo della regata storica è intenta a costruire un museo di marteria lagunare. Lo squaraiolo lavora con queste che sono le sagome, cioè sono delle dime in grandezza naturale come i cartamodelli per una sarta, diciamo, che hanno dei piccoli segni a matita, adesso scomparsi, ma ad un attento esame si riescono a ricostruire, con i quali si possono tracciare e tagliare dal blocco di legno il pezzo già pronto, diciamo, no? In particolare questo, che è la sagoma più importante, il sesto, permette di tracciare per esempio tutte le 33 ordinate della gondola, che sono diverse una dall'altra, partendo da un'unica sagoma di riferimento. Questa è una tecnica antichissima, si trova addirittura nelle navi romane o ancora più antiche, dove gli archeologi sono riusciti a ritrovare i segni, le marche, diciamo, di riferimento sulle ordinate. Io le trasferisco su carta, dopo come in questo caso le riduco in scala con la fotografia e poi partendo da questo si fanno i modelli per vedere se le misure corrispondono. Riflettori puntate